Approfittando di una domenica di sole, decidiamo di fare un'escursione al campanile di Val Montanaia, nell'alta Val Cigognano. Le Dolomiti Friulane sono una catena montuosa inserita in un territorio ricco di acqua. A nord scorre il Tagliamento, a sud il Cellina, a ovest il Piave, mentre a est il Meduna. Rifugio Pordenone, 1200 metri d'altitudine. Risaliamo il ghiaione per costeggiare la parete rocciosa e poi si apriranno davanti a noi le Dolomiti Friulane. Andiamo! È lassù. Alpinisticamente il campanile è molto famoso ed è stato scalato per la prima volta nel 1902 da due austriaci. Nello stesso anno due alpinisti triestini avevano superato il tratto più difficile dell'ascensione, la cosiddetta fessura Cozzi, che presenta un quinto grado di difficoltà, ma non erano però riusciti ad intuire il percorso successivo per la vetta. La storia racconta che le due comitive si incontrarono a Cimolais, dove i triestini, molto sportivamente, diedero indicazioni sul percorso effettuato che risultarono molto utili alla cordata austriaca. Ci stiamo avvicinando al campanile. E dopo aver faticato lungo il ghiaione, eccoci finalmente in cima. Il campanile è una guglia di bellezza spettacolare e selvaggia, alta 300 metri con una base di 60. Si staglia contro il cielo al centro della valle, in una posizione considerata unica al mondo, perché nettamente separata dalle guglie dolomitiche costituenti l'anfiteatro circostante. È frutto dell'erosione alpina, in particolare quella attuata dai grandi ghiacciai che ricoprivano e conferivano la forma attuale alle vallate principali. Sulla vetta si trova una campana di bronzo che fu portata in cima il 19 settembre 1926 da 22 alpinisti. Siamo sotto il campanile, Di Val Montanaia, vicino al bivacco Perugini. nelle Dolomiti Friulane.